Secondo me abbiamo fatto anche un buon primo tempo, sinceramente. Poi abbiamo preso un gol, potevamo andare in vantaggio loro, invece su un calcio d'angolo, su una palla inattiva, siamo stati un po' disattenti e siamo andati sotto. Ma abbiamo gli attributi, lo dimostriamo insomma spesso, un po' troppo spesso anzi. Vorrei dimostrare un po' di meno e vincere una partita più comoda, però va bene così. Secondo tempo abbiamo fatto un grosso secondo tempo, abbiamo meritato di portare a casa la vittoria, secondo me. Non abbiamo rischiato di prendere gol o un tiro in porta. E insomma siamo contenti, siamo molto contenti. Secondo me noi dobbiamo solo sempre giocare a pallone, come dice sempre il mister, dobbiamo sempre giocare a pallone, poi chiaramente magari loro il secondo tempo sono anche un po' calati e siamo riusciti invece siamo saliti. È questione solo di giocare sempre il pallone, di fare quello che sappiamo fare perché siamo forti e quindi alla fine i risultati secondo me arrivano. Sì, siamo una squadra che più dobbiamo essere capaci a sacrificarci perché comunque ci sono delle esigenze che ogni tanto si creano durante la partita e tutti sono a massima disposizione per fare al meglio qualsiasi ruolo. E quindi niente, oggi siamo contenti e poi mi rivedrò i pezzi di highlights della partita e vediamo un attimo, ma siamo contenti, abbiamo meritato questi 3 punti. Grazie a Filippo Mazzesi, in bocca al Grazie a lupo. voi, Crepi.